Andiamo nel Veneto, troviamo Giacomo Gasparotto, assessore provinciale di Venezia, assieme al collega Rosario Padovano. Grazie, prendiamo la linea dal Veneto. Abbiamo invitato Giacomo Gasparotto, assessore all'edilizia scolastica della provincia di Venezia. Lei è stato pesantemente attaccato dall'ex assessore comunale di Portogruaro Villotta in merito appunto a questo argomento. Cosa ha da dire, cosa ha da replicare all'ex assessore? Ma guardi, io rispondo tranquillamente con i fatti. C'è stata una polemica con i circoli del PD in cui hanno ritenuto che Portogruaro fosse dimenticato rispetto a Venezia, rispetto alla regione, perché manca il sindaco e queste questioni. Intanto rispondiamo con i fatti. La provincia sta investendo su Portogruaro tantissimo, sta investendo sulla sicurezza, partiranno cantieri nel 2010 per circa 3 milioni e mezzo di euro, ha portato a casa finanziamenti della regione per adeguamento sismico, ha consegnato il blocco B del Nievolo l'altro giorno e penso che a febbraio faremo anche l'inaugurazione, sta liberando Villa Martinelli come era nelle previsioni, sapendo che c'è un problema per quanto riguarda il Belli, e mi dispiace che gli esponenti di centrosinistra che hanno governato non lo ricordino, ma che era già da prima, è sempre stato, e quindi le 6 aule del Belli ci sono, però abbiamo parlato con il commissario e tutto si può tranquillamente partire anche in breve termine. Ma soprattutto un'altra cosa importante che voglio dire, che Portogruaro non è assolutamente dimenticato, né da San Donà, come si dice, perché vedi la questione del consorzio di bonifica. Abbiamo su 3 sindaci, 2 sindaci del Portoguarese, abbiamo i rappresentanti della provincia che sono del Portoguarese, il rappresentante della regione che è del Portoguarese, quindi assolutamente non siamo succubi a San Donà, e questo lo dimostra. E poi la regione che sta investendo, soprattutto tramite l'assessore Renato Chisso, che non colgo l'occasione anche di ringraziarlo per tutto quello che sta facendo per il mio territorio e per i miei cittadini, soprattutto con l'SPMR. Sono 10 milioni di euro che si stanno investendo, sta investendo su rotatorie, si sta investendo su tantissimo, la terza corsia, cercare di mettere in sicurezza idraulica l'ambiente, tantissime cose. Bene. Tutto il resto sono polemiche pretestuose che non hanno assolutamente, e che penso i cittadini non interessano. Polemiche che arrivano anche dal centrodestra, risposta secca. Guardi, su queste cose... Sì o no, Giacomo, abbiamo finito il tempo. Ecco, su queste cose non voglio parlare. Perfetto, ringraziamo dunque Gasparotto, linea alla redazione centrale.